Donazione di midollo osseo. Mentre si svolgono le iniziative della prima settimana nazionale dedicata all'informazione e alla sensibilizzazione su questo tema, i numeri dicono che ancora una volta Treviso è la provincia veneta in cui si dona di più e il Veneto è la prima regione d'Italia. Noi siamo una provincia abbastanza virtuosa perché abbiamo più di 11.000 donatori attivi, 122 di essi sono diventati donatori effettivi in quanto trovati compatibili con altrettanti pazienti. Abbiamo una banca del sangue cordonale con più di 1.000 donazioni e 18 di questi sono state inviate per altrettanti bambini pazienti in tutto il mondo. Occorre far breccia sui giovani, da qui il coinvolgimento della canoista Alessandra Patelli come testimonial. Sono stata contattata mentre ero a Rio da Alberta, una signora che fa parte della DOCES, e mi ha parlato di questa iniziativa e io sono stata subito molto contenta ed entusiasta, sia come sportiva ma anche come studentessa di medicina, e tra l'altro il mio ultimo esame è stato proprio ematologia, e quindi penso che sia una bellissima iniziativa e spero di poter aiutare a coinvolgere più giovani possibili. Una necessità ribadita anche dalla presidentessa dell'ADMOR. L'unica preoccupazione è che siccome il donatore rimane iscritto fino all'età di 55 anni, ogni anno ne escono più di 300-400 e quindi bisogna assolutamente che ci siano dei nuovi giovani che vengano a occupare questi posti che sono così preziosi per tanti pazienti, altrimenti non offriamo ai futuri pazienti la possibilità di fare il trapianto. Sempre più spesso per donare basta sottoporsi a un prelievo di sangue, non più all'invasivo prelievo dall'osso del bacino. Soltanto la generosità di chi dona può consentire cure efficaci, ma anche strutture adeguate. Su questo fronte c'è una buona notizia. Il governatore mi ha confermato, ne ho parlato anche al mio direttore generale, dottor Mantoan, che l'ambulatorio HLA di Treviso, che è all'avanguardia, rimarrà come riferimento per la nostra provincia e per anche altre province che possono aggregarsi rispetto a questo. Quindi credo che sia importantissimo questo riconoscimento.